Il calciomercato si infiamma. C'è stata una grande attività di trasferimento e non si può perdere nemmeno un dettaglio. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutto su questo affare che potrebbe cambiare il futuro del Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il Napoli sta già programmando la prossima stagione e i cambiamenti promettono di essere significativi. Secondo le informazioni di Walter De Maggio, trasmesse da Radio Gol di Kiss Kiss Napoli, il tecnico Antonio Conte resterà alla guida della squadra e, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e al presidente Aurelio De Laurentiis, sta già lavorando a una lista di rinforzi con 9 nomi. La grande priorità è la difesa. 6 dei 9 giocatori monitorati dal Napoli sono difensori centrali e l'obiettivo principale è Omar Solé, un difensore che piace molto a Conte e al suo staff tecnico. Il club vuole rafforzare la linea difensiva per la prossima stagione e non vuole farsi trovare impreparato. Il Napoli è anche alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia, visto che Noah Okafor è stato ingaggiato in prestito proprio per coprire l'emergenza di gennaio. A giugno gli azzurri cercheranno un'ala di alto livello che possa giocare un ruolo importante in prima squadra. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi. Il Napoli ha fatto bene a privilegiare la difesa sul mercato? Solé è il nome ideale per rinforzare la difesa? E chi dovrebbe sostituire Kvaratskhelia? Lasciate i vostri commenti e partecipate al dibattito.